L'adeguamento del canone è arrivato per raccomandata, oltre 4.000 le missive inviate solo nel comune di Padova, molte di più in tutta la regione. Con la firma sulla raccomandata si accettano i termini del nuovo contratto che, introducendo un nuovo algoritmo per la definizione dell'ISEE, porta a canoni di affitto anche quadruplicati, aumenti che per molti residenti delle case ATER non sono sostenibili. Ho un ISEE di, posso credo, 16-17 mila euro e mi hanno aumentato di più del doppio, da 180 a 500 euro al mese. A me chiedono un affitto che non posso assolutamente pagare, sono 516 euro al mese, dal 20 che io pagavo. Io sono una mamma sola con un figlio gravemente disabile. Il sindacato di Cobas ha convocato una prima manifestazione di protesta di fronte alla sede ATER. Secondo noi questa mossa dell'ATER mira a liberare le case popolari da chi oggi paga affitti bassi, perché sono concordate rispetto al reddito reale di queste famiglie, di queste persone, e quindi l'intenzione dell'ATER è quella di cacciare chi oggi paga affitti bassi dalle case per poi metterli nel mercato privato. Un attacco diretto ai redditi dei lavoratori è un attacco diretto al welfare e al sistema di tutele pubbliche che noi chiamiamo Stato sociale. Per cercare di aiutare gli inquilini in stato di maggiore difficoltà, il Comune di Padova ha istituito un fondo di 200.000 euro. Con queste risorse noi, attraverso una valutazione fatta dai servizi sociali rispetto al nucleo, alla situazione del nucleo, cerchiamo di prevenire situazioni di difficoltà.